Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Si sono svolte in tutta la Calabria le manifestazioni per la festa della Repubblica. Non solo i 5 capoluoghi di provincia, ma anche diversi centri minori hanno voluto dedicare diversi momenti di riflessione per sottolineare, partendo dall'anniversario della Repubblica, lo spirito di unità nazionale e il ringraziamento alle forze dell'ordine. A Catanzaro il prefetto Giuseppina Di Rosa ha consegnato nel salone della prefettura 16 onorificenze al merito della Repubblica ad altrettante persone che si sono distinte nella loro attività e 3 menzioni nei confronti di altrettanti deportati nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Anche in riva allo Stretto il rito solenne è stato celebrato alla presenza delle massime autorità civili e religiose locali, comandanti dei diversi comandi militari reggini e la cittadinanza. Dopo l'alzabandiera nell'arena Ciccio Franco si è svolta a pochi metri di distanza la deposizione della corona d'alloro davanti al monumento ai caduti su Corso Vittorio Emanuele III. Dopo la lettura del messaggio del Capo dello Stato, il prefetto Varratta ha tenuto a ribadire che l'Italia è un grande paese ed è indivisibile. La difesa della Costituzione dagli attacchi che ha subito in questi ultimi anni, questo è il tema dell'intervento di Leoluca Orlando, portavoce dell'Italia dei Valori, intervenuto ieri nella sala consiliare del comune di Crotone, proveniente da Vibo in occasione del 2 giugno per il D-Day promosso dal partito di Di Pietro. Con Orlando ha partecipato alla manifestazione anche il consigliere regionale Emilio De Masi. La giornata è proseguita poi con altre iniziative svoltesi alla Villa Comunale. Un uomo, Saverio Pirilli, 60 anni, residente a Torre Melissa, è morto ieri pomeriggio in un incidente stradale sulla statale 106 a Strongoli. Pirilli era a bordo di una Ford Galaxy che, per causa in corso di accertamento da parte della Polstrada, è finita fuori strada, scontrandosi contro un muretto. Nell'incidente è rimasta ferita una donna di 44 anni di nazionalità slava che viaggiava insieme all'uomo ed è ora ricoverata all'ospedale di Crotone. I tagli della sanità e la nomina dei direttori generali dei dipartimenti saranno al centro della prossima riunione della Giunta regionale, in programma per lunedì 7 giugno. Che il dibattito regionale sia ancora incentrato molto sul tema della sanità lo ha testimoniato l'intervento del governatore Scopelliti nella recente puntata di Porta a Porta. Intanto oggi lo stesso Scopelliti è in missione a Roma, dove si recherà in diversi ministeri, anche perché le misure della manovra di governo rischiano di creare ancora più difficoltà alle già esangui casse regionali. Dopo il battesimo della figlia fuori dalla chiesa, il 40enne Regino CD ha trovato ad attenderlo i carabinieri che lo hanno arrestato. Per lui non è stata una sorpresa perché a chiamare le forze dell'ordine per avvisare che sarebbe evaso dai domiciliari dove il giudice lo aveva condannato era stato lui stesso. A rendere ancora più particolare la storia il fatto che l'uomo era stato condannato per stalking, per maltrattamenti in famiglia e forse anche per questo il giudice non gli aveva concesso il permesso di assistere alla cerimonia. La Calabria non potrà in futuro essere più sponsor istituzionale della nazionale di calcio e questo è uno degli effetti concreti della manovra messa in atto dal ministro Giulio Tremonti, che impedisce di fatto la continuazione del rapporto di collaborazione avviata il 20 agosto 2008. La scure del ministro dell'economia sui conti degli enti però per motivi di tempo non impedirà a Gattuso e compagni di continuare a pubblicizzare le migliori località turistiche calabresi in tutti i mezzi di comunicazione, ma solo fino a dicembre, quando ci sarà la naturale scadenza del contratto. Nella giornata di chiusura del Motor Show di Reggio Calabria, Giancarlo Fisichella rinnova la sua partecipazione tornando di nuovo sulla pista, pilastro su cui si basa l'evento e la sicurezza stradale, soprattutto rivolta ai giovani. Momento toccante della manifestazione il saluto al piccolo Giuseppe Pio, costretto da una patologia difficile a non separarsi dalle macchine. L'appuntamento ha visto l'organizzazione, insieme alla passione per lo sport, di diversi eventi nel segno della legalità, come le 6 giornate dell'arcobaleno. Mauro Fiore, premio Oscar quale migliore direttore della fotografia con il film Avatar, dopo aver ricevuto le chiavi della città dalle mani del sindaco di Marzi, Rodolfo Aiello, è stato oggi all'Università di Cosenza per raccontare la sua storia agli studenti. La prossima settimana Fiore sarà a Detroit, dove sta lavorando ad un film prodotto da Steven Spielberg. Per questo gli studenti universitari hanno approfittato della sua presenza per rivolgergli numerose domande.